Presentato stamani ufficialmente nella sede di Confartigianato Agrigento il rapporto imprese della nostra provincia, aggiornato al 31 dicembre scorso. Dallo studio realizzato dalla Confartigianato, incrociando i dati dei vari enti, emerge una realtà provinciale in forte sofferenza, anche se alcuni settori stanno esprimendo una vivace positività. Su 40.736 imprese iscritte, ben 5.757 sono imprese inattive in scioglimento, mentre modesto è il numero aziendale, 476, sottoposte a procedure concorsuali. Il tasso di mortalità delle imprese nei primi 3 anni di attività risulta essere più elevato per i settori del turismo, credito, assicurazioni e commercio. Questo dato potrebbe essere peggiore perché la chiusura di un'impresa precede la cancellazione dal registro della Camera di Commercio, solitamente di 12 mesi. Il sistema delle imprese è ancora fortemente ancorato alla forma giuridica della ditta individuale, con 26.341 imprese sul totale. Inferiore invece di molto è il numero di imprese con personalità giuridica propria, società di capitali, società di persone, società cooperative o consorzi. La provincia di Agrigento è a forte vocazione agricola, il 29% del totale è costituito da aziende agricole, dato identico a quello del commercio, che è solitamente il settore più numeroso dei settori produttivi territoriali, mentre il settore turistico rappresenta solo il 6,9% del sistema imprese, ma questo dato è da ponderare con altri fattori. Infatti le imprese turistiche si concentrano quasi esclusivamente in 3 città, Agrigento, Sciacca e Licata. Il settore turistico tende a essere multisettoriale. Il sistema delle imprese della provincia di Agrigento dimostra una vocazione sia per le imprese giovanili che per quelle al femminile. Rispetto alle medie nazionali, quelle giovanili presentano una crescita record del 12%, mentre quelle femminili del 3,5%. Questi dati dimostrano quanto il settore delle imprese in epoca pre-Covid era in fase di forte innovazione. Non è un caso che le imprese giovanili del comparto turistico, del commercio dimostrino rispettivamente una crescita del 6,5% e del 6% rispetto alle medie nazionali. Tutto il comparto turismo, trasporto, agricoltura e commercio sta soffrendo per via delle chiusure dettate dalla normativa Covid. Il dato ovviamente non può che peggiorare perché i dati statistici arrivano fino al 30 dicembre. Il primo trimestre 2021 ancora non è stato rilevato, ma sicuramente è il dato più aggiornato rispetto a tutti gli altri report, che si ferma a settembre del 2020, e per questo abbiamo deciso di creare un nuovo report ad hoc per la provincia di Agrigento. Al contrario, imprenditoria femminile, imprenditoria giovanile e costruzioni stanno brillando, al contrario della media nazionale, anzi per quanto riguarda l'imprenditoria giovanile siamo in più 11,9% e per quanto riguarda l'imprenditoria femminile più 3,5%.